Si sta discutendo con la massima disponibilità di trovare una persona super partes, cioè una persona che abbia davvero la capacità di unire il paese. Più che prove di dialogo, accordi di larghe intese. Dopo la fumata nera di ieri sono ore concitate, queste in corso tra le varie forze politiche per trovare una convergenza sul nome per la corsa al Quirinale. Nella stessa logica che sta guidando un governo, diciamo, chiamiamolo pure di salvezza nazionale, visto il PNRR, visto la pandemia, quindi con una logica di larga maggioranza. Ecco, rompere questa larga maggioranza sarebbe un fatto grave, soprattutto sul Presidente della Repubblica. Oggi Letta ha avuto un colloquio costruttivo con Tajani in cui sono stati vagliati alcuni nomi, con l'auspicio di arrivare ad una soluzione equilibrata nell'interesse del Paese. Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità del Paese, il capo delle forze armate, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, cioè ha dei poteri che sono assolutamente centrali nel nostro ordinamento e nella vita quotidiana dei nostri cittadini ed è per questo che dobbiamo fare davvero ogni sforzo per andare verso l'unità. Stando alle previsioni del senatore veneziano del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, con molta probabilità bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di sapere, nella successione a Mattarella, chi sarà il nuovo presidente che siederà al Colle. Ora presentare una rose di nomi con una conferenza stampa, ripeto, ad urne aperte e magari inserendo figure di spicco a livello istituzionale, o li si vuole bruciare, sarebbe anche questo insomma uno screzio istituzionale non secondario, oppure si vuole forzare una mano, cercando magari di avere un voto di maggioranza, magari risicato sopra il 50% nella giornata di giovedì. Noi questo lo consideriamo un grosso errore.